sempre qua dal dottore, sempre qua dal dottore, sempre qua dal dottore, guarda. Vorrei essere un puteo per stare bene. Nonno, guarda, anche i puttese spesso dal dottore, Insomma. Beh, però è anche vero che anziani e bambini sono simili per certi aspetti, no? Sì, beh, che c'è una grossa differenza. Che i putei piccoli che ha la teta in bocca tutto il dì. Sarà 35 anni. No, per piacere, dai. Devo. E poi Marco, meno a casa, sono stufo di stare qua, meno a casa! Adesso andiamo dal dottore e dopo ti porto a casa. Guarda che arriva a Hang Lung a farmi i massaggi dopo. Sì, vabbè, ma arriva fra un'ora, dai. Hang Lung. E chi è? Chi è? Attore cinese mi fa i massaggi orientali. Ah, massaggi orientali. Una massa orientali dove che dico mi però. No, no! Buonasera e bentornati alla nostra rubrica Momento Critico, con cui stasera inizieremo un meraviglioso viaggio tra i cartoni animati, i grandi classici che ci hanno fatto innamorare. Mi rivolgo a lei, al nostro critico Vianeo da Mestre. Allora, ciao bambini e soprattutto ciao mammine. Ecco, non iniziamo, però perché stiamo parlando dei grandi classici Disney. Questa sera faremo un viaggio che partirà da La Sirenetta, di cui vogliamo sentire la trama. Certo, Prego. certo. Un film, La Sirenetta, che il grandissimo Walt Disney ci ha voluto regalare. Sì, sì. Racconta di una storia di un giovane che un giorno in una città di mare va a fare una passeggiata. Sto giovane è uno bello tatuato, tutto quanto palestrato, ma intelligente nonostante sia tutto tatuato e tutto quanto palestrato. No, che messaggio sta lanciando, scusi? Sono d'accordo con te, sono d'accordo No, io con te, non ho detto bravissimo. niente. Bravo, Che è giusto fare questa Ma critica. lasciamo stare, un giovane, dicevamo. Un giovane praticamente si vede che aveva mangiato un tramesino, un mozzarella in carrozza, una polpetta, va a fare il bagno ma senza aspettare le 3 ore e quindi rischia di annegare. Ti vedrà che fa ma per fortuna un pesce femmina arriva e lo salva cantando una canzone. Sirenetta è. Un pesce femmina, metà femmina e metà pesce femmina. Si chiama Sirenetta. Lo salva cantando una canzone. Sì. E allora praticamente si guarda, no? Si parla un pochettino perché lei dice, sai, passavo di qua, portavo in giro il pesce cane, fa un giretto, scusa se ho il maglioncino pieno di peluchi, ma sono stato col pesce gatto. Ma nel mentre che stanno parlando a un certo punto il pesce femmina attacca a fare perché praticamente come i trotte, no? Con te casca fuori dall'acqua che ti vedi che fa così perché che manca l'aria. Andiamo un po' avanti. Bravissimo. Perché, ecco. E quindi praticamente è lì il principe, lei deve ritornare in acqua e il principe pare disperato, ma per fortuna, grazie a una magia, a un certo punto la femmina, il pesce femmina torna a femmina perché porta le gambe e viene fuori dall'acqua, ma purtroppo non parla più. Vabbè, critica. Cosa ci insegna questo grande classico da Walt Disney? Ci insegna che per innamorarsi di una femmina è meglio che non parla. Ecco, meglio bea che non parla. No, ma non insegna proprio questo. No, non insegna questo. Walter dice questo. No, Walter non dice proprio questo. Noi chiudiamo qui la trasmissione, arrivederci alla prossima puntata di Il Momento Critico. Ma cosa sta dicendo? Ma che insegnamento dà? Che ma te fa insegnamento il pesce femmina? Mi non staria mai con una che sa la freschin. Ma cosa sta dicendo? Gusti, per carità.